Una nuova stagione, vacanze di Natale al mare. Volano anche in questi giorni le presenze a Jesolo che dopo aver consolidato la destagionalizzazione ora punta a conquistare anche il cosiddetto periodo fuori stagione, soprattutto per una città balneare. Dopo gli ottimi risultati di settembre-ottobre, ora salgono le presenze anche a dicembre. Solo ieri il sistema di rilevazione comunale delle celle telefoniche ha registrato il passaggio di oltre 30.000 persone in città. Migliaia anche le presenze registrate sabato. Non a caso, negli ultimi 2 giorni, a materializzarsi come se fosse piena estate, sono state anche le code in uscita lungo via Roma Destra e via Adriatico, con le auto bloccate in direzione Mestre e Treviso. A scatenare il boom di visitatori sono stati tanti eventi organizzati durante il fine settimana, ma anche le mostre dei presepi di sabbia e ghiaccio e ancora l'inaugurazione del villaggio di Harry Potter allestito in piazza Marconi. Addirittura per quest'ultimo il programma prevedeva l'apertura al pubblico alle 16 di ieri, ma vista la folla presente già durante la mattinata, il comune ha deciso di anticipare l'ingresso alle 10. Migliaia anche le visite registrate in piazza Brescia per la 21esima edizione del presepe di sabbia, ieri visitato da circa 3.000 persone con decine di autobus arrivati appositamente da tutta la regione, e anche qui con lunghe code all'ingresso fin dalle prime ore della mattina. A Jesolo Paese sono stati ottimi riscontri anche per il presepe di ghiaccio, e ancora tra piazza Mazzini e piazza Brescia il villaggio di Natale è stato letteralmente preso d'assalto dai visitatori per tutto il giorno. Proprio piazza Mazzini è diventata poi il quartier generale di Sport Event Christmas Village, un evento di sport e amicizia che ha coinvolto centinaia di appassionati all'ormai tradizionale Christmas Run. Quest'anno si sono aggiunti 2 nuovi percorsi, uno dedicato alle bici e un altro al gravel. Nella corsa dei Babbi Natale sono stati 500 gli iscritti. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da nord-est. Io sono Jack Calcetto. Oggi è lunedì 18 dicembre 2023. La prima notizia del giorno riguarda la folla e le code a Jesolo come se fosse estate, numeri da Ferragosto in 30.000 per il villaggio di Harry Potter. Questo è il titolo dell'articolo di Giuseppe Babbo sul Gazzettino di oggi. La soddisfazione del sindaco De Zotti: ormai siamo una città di mare in grado di richiamare turisti durante tutto l'anno. Ma noi proseguiamo la rassegna stampa di oggi sui quotidiani locali, in particolare proprio sul Gazzettino, con delle notizie che riguardano la vita e la morte purtroppo in montagna. La prima riguarda l'alpinista Reinhold Messner, che racconta, dice: sono arrivato alla fine. Messner si rifugia in India. Questo è il titolo dell'articolo di Stefano Ardito. Messaggio shock dell'alpinista sui social: è il momento di vivere gli ultimi sogni, gli appassionati sono in ansia, dietro il viaggio in India c'è chi teme l'ombra della depressione. Il famoso alpinista, re degli 8.000 metri, ha poi cercato di rassicurare gli appassionati dicendo che sta bene. Ma nel frattempo un'altra invece tragica notizia da Bolzano: una valanga travolge 2 sci alpinisti, Marco scava e trova il fratello morto. Per Alberto Franzoi, sepolto da 1 metro di neve, non c'è stato nulla da fare nonostante il soccorso immediato. Ci spostiamo sulle pagine dei quotidiani del gruppo NEM, dove ancora si parla di montagna. I rifugi diventano stazioni meteo, misuriamo come cambia il clima. Il CAI ha individuato 21 strutture in Italia, per il Veneto il Galassi e il Città di Carpi, in collaborazione con il CNR, perché si metteranno delle centraline, delle stazioni meteo nei rifugi, appunto per misurare come cambia il clima. Dati particolarmente interessanti perché in quota l'aumento delle temperature è quasi il doppio rispetto alla pianura, e dunque vanno monitorate con maggiore attenzione. E poi, per concludere questa mini rassegna sulla montagna, sul tema dell'alpinismo e di ciò che ci ruota attorno, vediamo l'ultima notizia sempre sulle pagine dei quotidiani del gruppo NEM. Vandali alpinisti in Marmolada, finestra forzata per dormire. Il danneggiamento della capanna Punta Pegna risale a qualche settimana fa. In una camera trovati materassi ricoperti dalla neve trasportata dal vento. Gli ignoti avevano provato a scardinare la porta d'ingresso, staccata anche la telecamera.
E allora vediamo cos'è successo in questo articolo di Francesco Dalmas sulle pagine quotidiane del gruppo NEM. Violata la capanna Punta Penia ai 3.343 metri della Marmolada. Alpinisti ignoti, non l'ultima banda di balordi di paese, hanno tentato di penetrare nel rifugio forzando la porta con la piccozza. Non riuscendoci, anche se la fessura è di 2 centimetri, hanno divelto la protezione di una finestra e tolto il vetro. Sono entrati e hanno bivaccato. Per non essere riconosciuti hanno scollegate le telecamere di Flavio Tolin, piattaforma marmoladameteo.it, piazzate all'esterno della capanna e che potevano riprenderli. Il grave episodio lo abbiamo scoperto casualmente salendo sabato 16 in elicottero per le riprese televisive di Linea Bianca, spiega Aurelio Soraruf, il proprietario. La neve trasportata dal vento è penetrata sui letti a castello coprendo i materassi. Se ce ne fossimo accorti solo a primavera inoltrata, quando di solito ritorniamo lassù per riscontrare le conseguenze dell'inverno, avremmo trovato il disastro. Soraruf è tentato di denunciare l'accaduto oggi ai carabinieri. Parlo di tentazione perché ciò che mi fa più male è che a Punta Penia non sale chiunque, ma solo persone esperte di alpinismo, quindi si presume serie, con la testa sulle spalle, alpinisti che si portano dietro la piccozza, per intendersi. E se proprio costoro possono comportarsi in questo modo, vuol dire che siamo presi davvero male, dichiara il proprietario del rifugio. Sorprende anche il fatto che d'inverno, se il rifugio è chiuso, è aperto il bivacco dove si può tranquillamente dormire. Questo per quanto riguarda le vicende della montagna. Chiudiamo la rassegna stampa di oggi con le ultime 2 notizie flash. La prima riguarda la scuola. Arriva il concorsone, bandita la prova straordinaria per l'immissione in ruolo di 30.000 insegnanti in tutta Italia, 4.274 dei quali in Veneto. Per i sindacati è troppo poco, la montagna ha partorito il topolino, in regione le cattedre vacanti sono più di 8.000. Insomma, l'annoso problema del reclutamento degli insegnanti nella scuola pubblica. Basterebbe forse mettere più posti appunto a concorso. L'ultima notizia di oggi invece riguarda la politica in Veneto. Terzo mandato vuol dire signoria, Zaia semmai miri a scalzare Salvini. Parola di Carlo Calenda ieri a Padova per il congresso regionale del suo partito Azione. Con uno come Luca governerei volentieri a Roma, ha dichiarato il segretario nazionale appunto di Azione. Lo leggiamo in un'intervista di Riccardo Sandre a Carlo Calenda sulle pagine dei quotidiani del gruppo NEM. Per oggi è davvero tutto, grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto. A tutte e tutti voi una buona giornata.